Sopralluoghi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Niscemi e del Presidente della Regione Schifani. Riorganizzata la macchina sanitaria da parte dell'assessorato alla sanità. Intervento di Mario Amico per la frana che sta interessando il caos. Interrogazione parlamentare dell'onorevole Cambiano sui lavori di consolidamento del fiume Salso a Licata. Positivo incontro tra AICA, Siciliacque e l'assessore all'energia per la ristrutturazione del debito aziendale. Si è spento Nuccio Mula, poeta, scrittore e intellettuale, molto noto ad Agrigento. 2 arresti a Milano per favoreggiamento all'immigrazione, grazie alla collaborazione con la Questura di Agrigento. Furto alla Lido a Villaggio Mosè, inseguito e bloccato a Villa Seta da 3 giovani, un imprenditore del settore delle auto a leasing, tentata rapina di una gioielleria a Palma di Montechiaro. Al via i festeggiamenti per la patrona di Sciacca, Maria Santissima del Soccorso. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, mercoledì 28 gennaio. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha seguito con un sorvolo in elicottero un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia e si è fermata anche a Niscemi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha eseguito con un sorvolo in elicottero un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. La Premier è arrivata in aereo a Catania per poi salire su un elicottero accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano. La Premier Giorgia Meloni è poi arrivata nel municipio di Niscemi, dove ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, in comune anche il prefetto di Caltanissetta Donatella Alicia Messina e il deputato di AVS Angelo Bonelli. La riunione è durata un'ora col capo della Protezione Civile, il sindaco e il prefetto di Caltanissetta. La Meloni ha dichiarato: quanto accaduto per la frana del 1997 non si ripeterà, il governo agirà in maniera celere, questa è la rassicurazione, come si apprende dalla notizia ANSA, fatta dalla Premier durante la riunione nel municipio di Niscemi. Ai tecnici la Meloni ha fatto domande specifiche. Non appena il governo riceverà la fotografia completa di danni e conseguenze della frana che ha provocato lo sgombro di oltre 1500 persone dalle loro case con un fronte di oltre 4 chilometri, saranno assunti provvedimenti immediati. La Premier ha anche anticipato che ritornerà a Niscemi, primo cittadino di Niscemi Conte, presente all'incontro, e inoltre aggiunto: con la Presidente del Consiglio abbiamo fatto il punto sulla situazione dopo la frana di domenica, abbiamo parlato di coloro che hanno perso purtroppo la casa e della viabilità alle scuole. Il Premier vuole un cronoprogramma, un timing preciso degli interventi. Inoltre, senza indicare tempi, ma giorni, qualche settimana, chiaramente si farà di nuovo un incontro per decidere puntualmente sugli interventi di messa in sicurezza e in alcuni casi, come la strada provinciale 11, messa in sicurezza per il Belvedere, ricostruzione e riallocazione di chi ha perso la casa. Anche il Presidente della Regione Siciliana Schifani è giunto a Niscemi per un sopralluogo nella zona della frana che ha interessato una parte del paese. Il servizio. Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è giunto oggi a Niscemi, ha effettuato un sopralluogo nella zona della frana che ha interessato una parte del paese, partecipando a una riunione del centro operativo comunale per fare il punto sui danni causati alla popolazione dagli smottamenti del terreno e sugli interventi da mettere in atto a sostegno delle tante famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. All'incontro presenti tra gli altri il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il dirigente della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, il prefetto di Caltanissetta Donatella Alicia Messina, l'assessore alla salute Daniela Faraoni, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, soggetto attuatore della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico Sergio Tuminello e il segretario generale dell'autorità di bacino Leonardo Santoro. Sarò brevissimo, soltanto comunicazioni, abbiamo fatto un'importante riunione
È chiaro che è una situazione grave, dinamica, non è un terremoto dove avviene e poi si ricostruisce, questa è una situazione critica in evoluzione, per cui è giusta la indicazione di 150 metri di sicurezza, poi si verificherà se ridurlo o meno, però è evidente che c'è tanta gente che non tornerà più in quell'abitazione, non può più tornare. Si sono fatte analisi sull'aspetto dell'assistenza sanitaria che viene garantita, abbiamo fatto degli incontri, stiamo sollecitando il riaggancio del gas che manca, naturalmente si potenzieranno le squadre dedicate a questa attività, le abbiamo fatto chiamare. Per quanto riguarda poi la questione della diciamo, ripopolazione di chi perderà la casa, ci stiamo facendo carico di realizzare un programma di ricollocazione a spese naturalmente pubbliche di nuovi alloggi, alcuni nuovi in via di fatto sostanzialmente, altri trasferimenti in alloggi già esistenti, ma comunque c'è un piano che prevede di dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nelle loro abitazioni di poter avere una nuova abitazione. Questo è l'impegno della Regione, io come commissario straordinario nominato ieri e al cui all'interno di questo provvedimento c'è anche la crisi di Niscemi, ma a prescindere da questo sarei stato qui per dare vicinanza alla popolazione, ma anche dare assicurazione che chi perde la casa non rimarrà senza casa e certamente sarà salvaguardato. Grazie e buon lavoro. E sempre a Niscemi, dopo la frana, l'assessorato della salute avvia la riorganizzazione delle attività sanitarie, sopralluogo dell'assessore al ramo Daniela Faraoni. Al via la riorganizzazione dell'attività sanitaria nel comune di Niscemi per fronteggiare l'emergenza causata dalla frana di questi giorni. A stabilirlo è l'assessore regionale alla salute col suo atto di indirizzo Daniela Faraoni, che ha eseguito un sopralluogo nel centro del Nisseno inviato ai direttori generali delle ASP di Caltanissette e Catania e alla centrale operativa del 118 di Caltanissette ed Enna. La nota dell'assessore stabilisce in particolare che le prestazioni a carattere di emergenza e urgenza ai pazienti siano trasferiti al presidio ospedaliero di Gravina di Caltagirone, distante 20 minuti. Una modifica che si è resa necessaria per superare le difficoltà nei collegamenti viari dovute soprattutto alla chiusura di 2 arterie di collegamento. Contestualmente sarà riattivata l'unità operativa semplice e dipartimentale di medicina dell'ospedale di Niscemi, alla quale saranno assegnati 2 nuovi dirigenti medici e sarà attivato un servizio di rianimazione attivo 24 ore al giorno. Per garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione evacuata e ospitata al momento nel centro di accoglienza Pio La Torre sarà assegnato un mezzo mobile al distretto sanitario di Niscemi, con a bordo un medico di continuità assistenziale, un infermiere operativo per 12 ore, spazio infine anche all'assistenza psicologica nei confronti delle famiglie e del personale scolastico, ai quali sarà garantito un percorso di assistenza psicologica continuativa legato alla chiusura dei 3 istituti con la conseguente concentrazione degli studenti in altri plessi presenti sul territorio. Da anni Mariamico documenta e denuncia che la falesia di Contrada Caos sta arretrando con crolli giornalieri, continuando così sarà a rischio anche la strada statale 640. Da anni l'associazione ambientalista Mariamico, guidata da Agrigento dal dottor Claudio Lombardo, documenta e denuncia che la falesia del Caos sta arretrando con crolli giornalieri. Quello che sta accadendo, afferma Claudio Lombardo, in questa collina è la dimostrazione che nella zona i problemi non li crea solo il mare, ma soprattutto il dissesto idrogeologico che sta aggredendo la falesia a monte. La Regione Sicilia sta intervenendo costruendo in mare diverse barriere frangiflutti che in effetti stanno ampliando le spiagge esistenti, ma nonostante questo i crolli continuano ad avvenire. Purtroppo, afferma Lombardo, se non si interverrà a monte, reggimentando le acque, i crolli continueranno a fare precipitare tutto in mare, compresa la sovrastante strada statale 640.
La collina del caos che crolla non è una novità per Agrigento. La regione siciliana sta intervenendo per cercare di bloccare l'erosione costiera con l'immissione di massi frangiflutti, ma il problema alla collina del caos è a monte per il dissesto idrogeologico e la mancata reggimentazione delle acque. Lì si rischia realmente che la strada statale 640 crolli in mare, quindi bisogna intervenire anche da questo lato immediatamente. Sicilia fragile tra clima estremo e territori abbandonati, la pioggia corre veloce ma la burocrazia resta ferma e questo l'urlo d'allarme lanciato dall'onorevole Angelo Cambiano che torna a puntare i riflettori sulla drammatica situazione del fiume Salso e sul rischio idrogeologico che minaccia l'intera isola. Sicilia fragile tra clima estremo e territori abbandonati, la pioggia corre veloce ma la burocrazia resta ferma e questo l'urlo d'allarme lanciato dall'onorevole Angelo Cambiano del Movimento 5 Stelle che torna a puntare i riflettori sulla drammatica situazione del fiume Salso e sul rischio idrogeologico che minaccia l'intera Sicilia. Qualche mese fa, afferma Cambiano, ho presentato un'interrogazione urgente all'Assemblea regionale siciliana per denunciare lo stato pietoso del letto del fiume Salso nel territorio di Licata. In molti punti il corso naturale appare letteralmente soffocato da sedimenti, vegetazione selvaggia e ostruzioni, comprese paratie in cemento che ne riducono pericolosamente la sezione idraulica. Da allora il vuoto, nonostante l'urgenza, il governo regionale non ha ancora fornito risposte. I cambiamenti climatici stanno imprimendo una drammatica accelerazione al verificarsi di eventi meteorologici estremi, aumentando in modo esponenziale il rischio idraulico e idrogeologico in Sicilia. Piogge intense e concentrate, frane, allagamenti ed esondazioni stanno diventando una costante, con danni ingenti al territorio, alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive, alle case private. Alla luce di questi eventi, l'interrogazione presentata lo scorso novembre dall'onorevole Cambiano appare di un'attualità disarmante. L'esondazione del fiume Salso del 19 ottobre 2024 nella piana delicata aveva già messo in evidenza la vulnerabilità idraulica del territorio, ma i recenti fenomeni, le piogge eccezionali, il passaggio del ciclone Harry hanno lanciato un nuovo allarme su quanto sia urgente intervenire per prevenire futuri disastri. Nell'interrogazione il deputato regionale ha evidenziato come gli interventi in corso da parte della Protezione Civile riguardino esclusivamente il tratto urbano del fiume, finanziato con risorse stanziate nel 2017, mentre a monte della strada statale 115, in prossimità di diverse aree agricole già colpite nelle esondazioni dell'ottobre del 2024, si sono registrati danni più gravi, una situazione che espone il territorio al concreto rischio di nuove dannose esondazioni. Con l'interrogazione Cambiano ha chiesto al governo della regione se siano state avviate verifiche tecniche sulla reale compromissione della sezione idraulica del fiume Salso, quali risorse si intendono destinare agli interventi non coperti da vecchi finanziamenti e quali siano i tempi per l'avvio delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'intero corso d'acqua. La percezione del pericolo diventa più forte guardando oggi alla frana di Niscemi, ennesimo simbolo della fragilità diffusa in Sicilia. Quella frana, conclude Cambiano, non è un caso isolato, ma il volto di una regione in cui quasi tutti i comuni hanno almeno una porzione del territorio a rischio idrogeologico, eppure si continua a fare troppo poco per la prevenzione. Confronto istituzionale decisivo in assessorato all'energia sul futuro del servizio idrico agrigentino, una nota della presidente del CDA di Aica, Danila Nobile. Presso l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, a seguito della riunione bilaterale che si è tenuta con Sicilia Acque SpA il 22 gennaio scorso, si è svolto un importante incontro istituzionale per la chiusura del debito con Sicilia Acque, il consolidamento del piano di risanamento aziendale. Nel corso della riunione l'assessore onorevole Francesco Colianni ha voluto approfondire direttamente quanto emerso nella precedente bilaterale con Sicilia Acque. Aica ha rappresentato con chiarezza e trasparenza la propria posizione, ribadendo la concretezza della propria proposta complessiva, seria e sostenibile.
Ringrazio sentitamente la Regione Siciliana, l'assessore Colianni e il presidente Schifani per l'attenzione concreta e costante dimostrata verso l'AICA e l'intero territorio della provincia di Agrigento, un'attenzione non formale ma sostanziale che si sta traducendo in un accompagnamento istituzionale reale e responsabile a tutela di un servizio pubblico essenziale e di centinaia di migliaia di cittadini. La mediazione istituzionale è la strada giusta per garantire la stabilità, la solvibilità e tutela di un servizio pubblico essenziale per oltre 450.000 cittadini. AICA auspica che grazie alla mediazione della Regione la proposta avanzata possa essere finalmente accolta da Siciliacque, in modo che si possa cogliere l'opportunità di una soluzione equilibrata e definitiva nell'interesse del servizio pubblico dei cittadini, consentendo di chiudere una vicenda complessa in modo positivo e definitivo relativo al passato, garantendo il presente e costruendo una prospettiva di solvibilità e credibilità futura. È morto a 70 anni ad Agrigento Nuccio Mula, poeta, scrittore, docente, critico d'arte, intellettuale. Per oltre 30 anni aveva curato una rubrica sul settimanale L'Amico del Popolo e aveva collaborato a metà degli anni '80 con il quotidiano L'Eco di Agrigento. Nuccio Mula era una persona di cultura autentica, di scrittura raffinata, viveva circondato dai libri nel suo appartamento di via San Vito, divenuto negli anni una sorta di rifugio intellettuale dal quale usciva sempre meno, assorbito com'era dalle sue molteplici attività culturali. La notizia della sua scomparsa arriva da Don Carmelo Petrone, direttore del settimanale diocesano, sul quale continuava a scrivere affermando: «Non lo vedevo da tempo, ma la sua morte colpisce profondamente, se ne va un pezzo della mia storia personale con Agrigento. Con lui se ne va anche una parte di quella città colta, silenziosa, discreta, che non faceva rumore ma lasciava segni profondi». Le condoglianze alla famiglia anche da parte della nostra emittente. Passiamo alla cronaca. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta del Mediterraneo centrale, sequestro di migranti a scopo di estorsione presso i campi di detenzione libici, 2 arresti tra Imperia e Milano, grazie anche all'impegno della squadra mobile di Agrigento, il servizio. 2 stranieri di 26 e 37 anni ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a carattere transnazionale e sequestro di persona a scopo di estorsione sono stati arrestati a Imperia a Milano dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo di Roma, dalla Sisco di Palermo, nonché delle squadre mobili di Agrigento coordinati dalla Procura distrettuale di Palermo. Direzione distrettuale antimafia in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso quel tribunale. Il provvedimento restrittivo è stato adottato ad esito di un'articolata attività di indagine avviata dai predetti uffici investigativi e coordinata dalla DDA antimafia di Palermo a seguito di uno sbarco avvenuto a Lampedusa in data 25 agosto del 22. Numerose escursioni testimoniali hanno reso dai migranti sbarcati è emerso dagli indagati giunti illegalmente in Italia che con la medesima traversata avevano avuto un ruolo attivo in seno all'organizzazione che aveva gestito il viaggio clandestino verso le coste italiane. Nel corso dell'attività investigativa è emerso che uno degli arrestati avrebbe avuto in seno al network criminale di riferimento il ruolo di carceriere designato presso un campo di detenzione situato in Libia nell'area di Zuwara. In particolare sarebbe stato l'autore di gravi violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei migranti detenuti finalizzate sia al mantenimento dell'ordine all'interno della safe house che all'estorsione di denaro delle famiglie degli stessi richiesti al fine di velocizzare il loro imbarco verso il territorio italiano. Il 26 gennaio scorso i citati uffici investigativi, con il supporto delle squadre mobili di Imperia e Milano, hanno così dato esecuzione al provvedimento restrittivo
nei confronti del cittadino senegalese e di quello egiziano, mentre un terzo soggetto destinatario del medesimo provvedimento restrittivo, presumibilmente localizzato all'estero, sarà ricercato in campo internazionale. Le responsabilità emerse nei confronti degli odierni indagati sono indiziarie fondate sull'attuale risultanza investigativa, significando che la piena responsabilità penale per i fatti indicati sarà accertata in sede di giudizio definitivo. Ignoti ladri avrebbero cercato di mettere a segno un furto al supermercato Lidl al viale Leonardo Sciascia del villaggio Mosè. A metterli in fuga dopo che hanno forzato la porta d'ingresso è stato l'allarme. A intervenire una volta raccolta la segnalazione sono stati i carabinieri della sezione Radomobile e il personale dell'istituto di vigilanza privata. Nel corso del sopralluogo trovati segni di effrazione sulla porta. I militari, dopo aver notiziato la procura, hanno avviato le indagini per tentare di identificare i malviventi. Appare scontato comunque che i carabinieri abbiano già visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. Ad entrare in azione potrebbe essere stata la stessa banda che l'altra notte ha rubato in un supermercato di Raffadali, dove sono stati portati via oltre 12.000 euro. È stato inseguito e bloccato fino a Villa Seta da 3 soggetti che volevano indietro l'autovettura Citroen C4 perché, a loro dire, moroso nei confronti della società di leasing. Un 35enne imprenditore di Agrigento, spaventato dalla condotta minacciosa del gruppetto, ha chiamato la polizia. Gli agenti della sezione volanti, una volta accorsi in maniera fulminea, hanno bloccato gli sconosciuti ed evitato il peggio. Si tratta di 3 uomini di nazionalità greca, 2 sessantenni e un 35enne, 2 dei quali impiegati in una ditta di noleggio auto. I poliziotti, avviando subito i controlli, hanno accertato che effettivamente c'era una denuncia per appropriazione indebita. I 3 tuttavia non avrebbero potuto agire in quel modo, motivo per il quale sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'agrigentino ha raccontato di avere noleggiato a lungo termine l'auto, specificando che il contratto sottoscritto era ancora valido per un lungo periodo. La macchina è stata sequestrata. E nella notte scorsa un gruppo di malviventi ha tentato un furto presso una gioielleria del centro di Palma di Montechiaro. Secondo quanto ricostruito fino a quel momento, l'azione dei ladri è stata interrotta dall'avanzata dell'operazione dei carabinieri sul territorio, collegata all'inchiesta che ha portato alla perquisizione a Palma di Montechiaro con quasi $500.000 sequestrato e 24 persone indagate. Durante la precipitosa, se non tragicomica fuga, hanno abbandonato un'auto e un furgone lungo la strada statale 115. I mezzi sono stati individuati e recuperati dalla polizia del locale commissariato che ha provveduto al sequestro. In corso le indagini della polizia e dei carabinieri al fine di identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra il tentato furto e altri episodi criminali avvenuti recentemente nella zona. Colpo al traffico di droga a Messina, 15 gli arresti effettuati all'alba di ieri. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. Maxi operazione antidroga all'alba a Messina. Su delega della direzione distrettuale antimafia, la squadra mobile della questura della città dello Stretto ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per 12 indagati e gli arresti domiciliari per altri 3, ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di numerosi episodi di acquisto e cessione di ingenti quantitativi di droga. Le indagini avviate nell'aprile 2022, a seguito dell'arresto in flagranza di uno dei fornitori del gruppo durante una consegna di cocaina, hanno consentito di ricostruire l'esistenza di un'organizzazione criminale strutturata e stabile, dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana, destinati al mercato della città di Messina e dell'intera provincia.
L'attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e delegata alla squadra mobile si avvalsa delle tradizionali tecniche di indagine, in particolare appostamenti e pedinamenti, nonché di attività di videosorveglianza. Tali attività hanno consentito di acquisire, allo Stato, un grave compendio indiziario a carico dei 15 soggetti, in ordine alla loro partecipazione a un sodalizio criminale dotato di una precisa ripartizione di ruoli e compiti, di un programma criminoso stabile, organizzato e continuativo, oltre che armato e idoneo a esercitare un effettivo controllo del territorio nell'area urbana di Messina e nella provincia. Sono stati ricostruiti numerosi episodi di approvvigionamento e cessione di sostanze stupefacenti, realizzati sotto la costante supervisione del soggetto ritenuto capo, promotore dell'associazione. Quest'ultima avrebbe partecipato direttamente alle principali operazioni del gruppo, curando i contatti con fornitori calabresi e catanesi, l'organizzazione delle attività di smercio e la gestione dei proventi illeciti, avvalendosi anche della collaborazione del figlio. Le investigazioni hanno inoltre disvelato una rete di distribuzione articolata, nella quale gli indagati operavano come grossisti, rifornendo sia singoli consumatori, sia spacciatori al dettaglio, incaricati dell'emissione della droga sul mercato. La custodia e lo spostamento delle sostanze stupefacenti presso luoghi di temporaneo stoccaggio risultavano affidati a soggetti di rilievo della criminalità organizzata messinese, alcuni dei quali ex collaboratori di giustizia, riconducibili allo storico clan del Rione Cep. L'attività investigativa si è rilevata particolarmente complessa per le modalità operative adottate dal sodalizio, improntate a estrema cautela e finalizzate a eludere eventuali intercettazioni. In numerose occasioni, documentate mediante videosorveglianza, gli indagati sono stati ripresi mentre comunicavano, coprendosi la bocca con le mani o parlando a bassa voce all'orecchio. Analoghe precauzioni venivano adottate dal capo dell'associazione anche durante gli incontri presso la propria abitazione. Le indagini hanno altresì consentito di accertare il rilievo criminale e il riconoscimento di cui il capo del sodalizio godeva tra gli abitanti del Rione Cep e negli ambienti criminali cittadini. Nel corso dell'attività investigativa, personale della squadra mobile ha proceduto in distinti momenti all'arresto in flagranza di 20 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 12 kg di droga, 8 pistole, 2 fucili, munizionamento di vario calibro e 45.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari, con il supporto del personale, dei commissariati di pubblica sicurezza, della questura di Messina, delle squadre mobili di Catania e Siracusa, delle Sisco di Catania e Messina, del reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile della Polizia di Stato, sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di altri soggetti indagati nel medesimo procedimento. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Linea alla regia per la pubblicità. I carabinieri della sezione di Naro sono intervenuti oggi in piazza Garibaldi bloccando i lavori di messa in sicurezza delle campane della chiesa di San Francesco. I militari intervenuti con 2 auto avrebbero riscontrato delle irregolarità nel cantiere che era stato allestito dal comune e hanno imposto lo stop. Una sola campana è stata portata giù e la piazza è rimasta interdetta al traffico veicolare. Arrestato in auto con la pistola e cocaina un 48enne nel Messinese. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Nei giorni scorsi a Messina un 48enne già noto alle forze dell'ordine, nella flagranza di reato, è stato arrestato poiché è ritenuto responsabile per i reati di porto abusivo di pistola oggetto di furto, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo radiomobile che nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, nei pressi dello svincolo autostradale di Messina Giostra, hanno fermato l'autovettura su cui viaggiava il soggetto. L'atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dall'uomo durante le fasi del controllo ha indotto i militari ad approfondire le verifiche.
È stata pertanto eseguita una perquisizione personale e veicolare che ha permesso ai carabinieri di scovare e sequestrare un panetto termosaldato con all'interno oltre 200 grammi di cocaina, nonché una pistola calibro 7,65 con 8 proiettili nel caricatore, occultati sotto il sedile dell'auto. L'arma, parzialmente punzonata dagli immediati accertamenti, è risultata rubata in provincia di Caltanissetta. Pertanto il 48enne è stato arrestato e al termine delle formalità di rito ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arma e la droga sono stati sequestrati e consegnati ai carabinieri del RIS di Messina e le relative verifiche volte ad accertare il grado di purezza dello stupefacente e soprattutto l'esame balistico sull'arma per verificarne l'eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati. Sciacca si prepara a vivere giorni di intensa fede e profonda identità collettiva, ma anche un importante appuntamento con la propria storia. La comunità saccense rinnoverà per la sua 400ª volta il proprio ringraziamento alla patrona Maria Santissima del Soccorso nel 400 anniversario della miracolosa liberazione della città dalla peste. Il momento culminante delle celebrazioni sarà il prossimo 2 febbraio al termine di un ricco programma di eventi religiosi e servizi. Sciacca si prepara a vivere giorni di intensa fede e profonda identità collettiva, ma anche un importante appuntamento con la propria storia. La comunità saccense rinnoverà per la 14ª volta il proprio ringraziamento alla patrona Maria Santissima del Soccorso nel 400° anniversario della miracolosa liberazione della città dalla peste. Il momento culminante delle celebrazioni sarà il 2 febbraio al termine di un ricco programma di eventi religiosi e iniziative avviato già lo scorso 22 gennaio, frutto della collaborazione tra la Chiesa e il Comune di Sciacca. Circa 100 pescatori, come da tradizione, porteranno a spalle a piedi scalzi lungo le vie e le piazze del centro storico la statua in marmo bianco di Carrara, raffigurante Maria Santissima del Soccorso. L'opera, giunta a Sciacca Via Mare nel 1503, è stata realizzata dagli scultori Mancino e Birrittaro. Si rinnoverà così il solenne voto del 2 febbraio 1626, quando la città, duramente colpita dalla peste che imperversava la Sicilia, si affidò alla protezione della Madonna del Soccorso chiedendo la salvezza, un atto di fede e di riconoscenza che ancora oggi unisce l'intera comunità e che viene rinnovato ogni anno con la stessa intensità e partecipazione. Sciacca si appresta a vivere dei giorni di profonda grazia in occasione del 400° della liberazione della città dalla peste ad opera di Maria Santissima del Soccorso. I festeggiamenti inizieranno domenica 25 con l'ottavario e culmineranno nella giornata del voto domenica 1 febbraio nella celebrazione presieduta da Monsignor Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma. A seguire dalla messa inizierà la processione dalla chiesa di Sant'Agostino verso la basilica con la tradizionale lettura del testo del voto da parte del sindaco pro tempore. Tutto culminerà giorno 2, giornata della festa, alle ore 10 con la messa presieduta del nostro arcivescovo Alessandro Diamano per i portatori e con l'uscita trionfale del Fercolo alle ore 17. Momenti di grazia, momenti di comunità, momenti di chiesa, una chiesa che va oltre le chiese, un momento che vive questa città ma che vive la nostra diocesi come pietra miliare. Nel quadrante della storia di questa città è un'ora giubilare, un'ora di gioia. Allora l'augurio a vivere a tutti questa esperienza di fede, di folklore e di vita cittadina. Il 2025 si è concluso e il 2025 ha visto l'erogazione da parte dei servizi veterinari della regione siciliana di oltre 1.700.000 prestazioni nel campo della salute e del benessere degli animali.
In particolare sono stati controllati 7.523.000 allevamenti ovicaprini per un numero di capi pari a 674.000, il 100% degli allevamenti ovicaprini nei confronti della brucellosi. Sono stati controllati 223.299 capi bovini, pari a 8.554 allevamenti, il 100% degli allevamenti controllabili per la brucellosi bovina, e 309.000 capi circa per la tubercolosi, pari a 8.660 allevamenti, anche in questo caso il 100% degli allevamenti controllabili per la tubercolosi bovina. Quale sarà il futuro? Partendo da questi dati saldamente, il futuro della medicina veterinaria si svilupperà attraverso un aumento di competenze e un miglioramento delle competenze che la società civile, la politica e quant'altro il mondo intero richiede al settore. Perché? Perché la salute e il benessere degli animali sono l'avamposto per la diagnostica delle malattie emergenti della salute umana. Ricordiamo purtroppo quello che ci ha lasciato, l'eredità che ci ha lasciato il Covid, ma in ogni caso nel mondo scientifico ci consegna un dato: il 70% delle nuove malattie, delle malattie emergenti in campo umano, provengono dal mondo animale, ed è quindi lì che bisogna puntare l'attenzione. Credo che oggi, così come ha voluto il Ministero, la creazione della giornata della prevenzione il 25 di gennaio e poi tutta l'attività correlata nella settimana successiva fino al 3 febbraio sta dimostrando quanto sia importante soprattutto il concetto di prevenzione da qualsiasi punto di vista si guardi. A maggior ragione il settore della prevenzione veterinaria, in una visione che ci ha visti impegnati nel periodo Covid e ha valorizzato l'importanza della prevenzione della cultura, soprattutto l'importanza dell'approccio One Health, con una corretta integrazione tra sanità umana, animale e dell'ambiente. C'è un nuovo corso di laurea in veterinaria all'interno dell'Università di Palermo. Il corso è collegato anche alla creazione di un ospedale veterinario che deve essere realizzato entro 3 anni ed avrà una funzione importante, perché vuole essere in qualche modo una struttura aperta H24 che possa rispondere quindi alle esigenze non soltanto di un territorio, ma anche a precise esigenze di zootecnia. Tema molto rilevante in Sicilia, perché il tema della trasmissione delle malattie fra gli animali e potenzialmente l'uomo, il Covid-19 ne è stata una dimostrazione ampia, è un tema certamente molto significativo. Si farà anche molta ricerca, si farà internazionalizzazione, quindi in realtà è un corso di laurea assolutamente innovativo che vuole non soltanto creare i professionisti eccellenti, ma diventare un polo di aggregazione anche geopolitica. È un po' lo schema che abbiamo seguito in questi ultimi anni. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i servizi si possono inoltre vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona giornata.